Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico e soprattutto buon 25 aprile. Siamo in diretta dal Giovanni Aloisio di Misilmeri per raccontarvi la sfida tra Don Carlo e New Eagles 2010, due squadre che si stanno giocando tantissimo in questa stagione, lo spareggio, anzi il triangolare insieme anche all'Unitas Sciacca per accedere alla fase nazionale del campionato juniores e quindi under 19. Entrambe hanno vinto il loro rispettivo girone, adesso sono entrate in questo match vivissimo a 3. La Don Carlo ha già perso il primo turno in casa dello Sciacca, mentre il New Eagles fa il suo debutto oggi, quindi la squadra padrona di casa ha l'obiettivo principale di vincere oggi, altrimenti non ci sono speranze di continuare. Il New Eagles si raggruppa, mentre la Don Carlo si è già schierata in campo. Allora andiamo a vedere la formazione scelta da mister Gaetano Rizzo, che schiera Chinnici in porta, Castagnetta, Tomarchio, Scattarreggio, Di Spezio, Virzi, Aloisio, Romano, Arrigo, Sharif e Pellegrino. Manca, dopo l'urlo del New Eagles, dicevo, senza pesante quella di Logerfo, autore di 7 gol in stagione, 2 contro il piano nello spareggio. New Eagles invece si schiera con Pitagro, Oriti, Minciullo, Spanò, De Luca, Galipò, Costanza, ONC, Campo, Buttà e Muschio. Questo schieramento degli ospiti che apriranno le danze qui al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Come sappiamo è presente la terna arbitrale, quindi non un solo direttore di gara, per quale aspettiamo il fischio. È iniziata adesso la sfida ufficialmente tra Don Carlo Misilmeri e New Eagles, con la Don Carlo subito che cerca di pressare alto il tentativo di riconquistare la sfera. Duello subito tra Castagnetta e Muschiolo, vince il numero 2 bianco-rosso. Primo fallo laterale, rimessa per la compagine messinese che ha vinto il girone di Barcellona Pozzo di Gotto, arrivando prima senza perdere o pareggiare una partita. Tutte vittorie, ben 12 per la squadra di Mister Conti. Un bel bottino, ben 123 gol segnati, oltre ad aver vinto lo spareggio contro il Nuova Rinascita, 4-0 l'andata, 2-2 il ritorno, due risultati che sono bastati, ripeto, ai messinesi per aggiudicarsi questo triangolare con Don Carlo Misilmeri e Sciacca. A differenza delle altre due società, la formazione messinese non presenta prima squadra, mentre Misilmeri e Sciacca sì, nel girone A di eccellenza siciliana. Don Carlo che appunto abbiamo presentato dicendo che oggi è l'imperativo di vincere, essendo stata sconfitta dallo Sciacca per 2-0, decisive le reti di Graci e Pecorino, l'abbiamo raccontata sui nostri canali di Sportisili. Oggi, quindi, ribadiamo per l'ultima volta, serve vincere per tenere vive le speranze di accedere alla fase nazionale, fase che nella passata stagione la squadra di mister Lobue, tecnico oggi al fianco di Tommaso Napoli in prima squadra, è riuscita a accedere alla fase nazionale, è andata ad affrontare una squadra calabrese prima di essere eliminata. Adesso controlla questo pallone Virzi, uno dei talenti più cristallini della zona nevralgica della Don Carlo Misilmeri. Una trama, ancora Virzi, c'è stato un duello al limite d'aria, il numero 6 danza sul pallone in mezzo a 3 avversari, ma poi si salva la difesa del New Eagles andando a ribattere, viene a legare il gioco campo Oriti, il lancio lungo della difesa, Muschio va a lottare con Romano, l'apertura del gioco all'indirizzo di Minciullo, entra dentro l'area di rigore, la mette in mezzo ma viene intercettata, la giocata di Buttà, la ripartenza immediata da Don Carlo Misilmeri, il pallone per Sheriff, il più talentuoso dell'11 schierato da mister Rizzo, ancora Sheriff, avanza, accelera l'ex Cus Palermo,
guadagna calcio d'angolo? No, non per il direttore di gara, sembrava abbastanza netto il tocco del giocatore della formazione ospite, invece si ripartirà da Pintagro, estremo difensore dei New Eagles. Non andrà a rinvio l'estremo difensore, bensì verrà aiutato nel rinviare il pallone dal suo capitano, che rinvia a centrocampo, colpo di testa di Virzi. La riconquista il numero 6, anche con una mano da parte di Arrigo. Tocco all'indietro Aloisio, che porta il cognome del campo, subentrato nell'ultima sfida di campionato, prima squadra contro l'Aspra. Chiaro, essere uno dei perni di questa Juniores. Pallone torna da Chinnici. Costruzione dal basso da Don Carlo Misilmeri con Romano, che oltre a dirigere le operazioni in cabina di regia della prima squadra, dirige anche quelle della Juniores molto bene davanti la difesa. Romano porta palla, si propone Sheriff, ragiona il numero 8, poi apre il gioco dove si era proposto Tomarchio. Trama molto rapida la Don Carlo Misilmeri. Sheriff, buona palla per Virzi, che nel momento di calciare è scivolato e non è riuscito a calciare in porta quella che poteva essere la prima occasione della partita. Buon inizio da parte del Misilmeri, con una grande intesa, è arrivato fino al cospetto di Pintagro. Stavolta il numero 1 decide di giocarla. La pressione del Misilmeri, il colpo di testa di Romano, va a staccare di testa Aloisio. Sheriff prova ad aiutarlo, ma alla fine non riescono i due a portare avanti l'iniziativa, cosa che invece riesce a fare Sheriff. Romano a memoria, il pallone verso Virzi che attacca sempre lo spazio. Sheriff si propone, occhio al suo dribbling, prova a passare in mezzo a due, viene fermato anche molto bene da Costanza, ma la Don Carlo cerca di mantenere il dominio nella metà campo rivale. Occhio a questo tiro di Romano, il primo tiro del match, si spegne sul fondo al minuto 5. Buon inizio dei biancorossi. Dialogo tra Mister Rizzo e Sheriff. 10 non è d'accordo con la visione del suo allenatore, quale stava chiedendo di metterla in mezzo. Lui si interrogava sul fatto che non ci fossero compagni in aria. Adesso l'azione sta proseguendo con giocatori casacca bianco-giallo-rossa che avanzano, e occhio a questo lancio che può rilevarsi interessante tra le parti di Muschio, ma la deviazione ha premiato la Don Carlo, che ripartirà da rimessa al fondo. Mister Conti non vuole una pressione ultra offensiva, chiede ai suoi maggiore equilibrio in fase di non possesso, e quindi costruiscono i ragazzi di Rizzo. Scattarreggia, apre da Castagnetta, si torna da Di Spezio, ha segnato un gol contro il San Giorgio Piana, colui che sta portando in questo momento palla, va in verticale da Sheriff, che ha compiti di svariare su tutto il fronte offensivo, su tutta la tre quarti. Bella intanto la giocata quasi a memoria di Arrigo, che permette alla Don Carlo di arrivare in area e creare questa grandissima occasione da gol. Buono il pallone di Pellegrino, meno la conclusione di Virzi, che ancora una volta ha avuto lui l'opportunità per sbloccarla, ma la palla è andata fuori. Seconda conclusione del match, sempre sponda Don Carlo. L'inizio dei padroni di casa è certamente buono. Poi in affanno i New Eagles hanno provato in qualche modo a ripartire con estrema verticalità, quasi con dei lanci lunghi, nel cercare di servire gli esterni offensivi. Occhio al rinvio del portiere, che non è nulla di che. Allora Loisio va col colpo di testa a cercare Sheriff, apre il gioco Spanò, si trasforma tutto in un campanile, il pallone va rimbalzando tutta la parte del centrocampo,
Non c'è un padrone della sfera in questo momento. Tanti duelli. Aloisio prova a tenerla in campo, ma la regala l'avversario. Campo non è riuscito a fare la giocata che voleva. E quindi si riparte dalla Don Carlo in possesso di palla. Chinnici. Romano. Virzi. Ancora Romano. Un po' di rischi qui da parte dei due centrocampisti, la Don Carlo Misilmeri. Lancio di Scattarreggia per Arrigo. Si difende con ordine la squadra ospite. Rimessa laterale. Fiato Tomarchio che la gioca da Di Spezio. Minuto 8 e 40 sul cronometro. Risultato di 0-0. Buon equilibrio in campo. Più pericolosa la Don Carlo Misilmeri. Di Spezio apre sulla destra. Castagnetta. Scattarreggia. Di Spezio. Si prende un rischio ma avanza col destro. L'apertura anche molto buona. Occhio a questa entrata ai danni di Romano, che concede calcio di punizione a Don Carlo Misilmeri. Fallo da parte di Vinciullo. Sul punto di battuta colui che l'ha conquistata, che è Romano. Va col sinistro, pallone finisce tra le braccia di Pintagro. Decide di applaudire comunque mister Rizzo la giocata del suo play. Questo calcio di punizione ha cercato questa palla profonda all'indirizzo del secondo palo, ma c'era solo il portiere rivale che infatti ha bloccato. Fischio, spinta, fallo da parte di Castagnetta, che quindi permette al New Eagles di avanzare sul rettangolo di gioco. Apertura sulla destra, deve andare a lavorare Virzi, poi allontana senza particolari patemi Tomarchio. Altro pallone riproposto in aria, bada molto al sodo il New Eagles, mentre Romano gioca per Sheriff. Va al lancio in verticale per Pellegrino, poi Arrigo sulla seconda, la gioca a memoria per Sheriff che può entrare in area di rigore. Sheriff ragiona un attimo e poi alla fine non è riuscito a concludere quanto pensato. Ha pensato se crossare, ha pensato se tirare, alla fine il pallone è uscito. Bella rottura della linea da parte di Scattarreggia, che è andato a spezzare subito il gioco dei New Eagles. Di Spezio viene a prendere la Sheriff, che rientra. Lotta tra numeri 10, ancora Sheriff, zona tiro per lui, fa quello che vuole, chiusa però. La sua conclusione molto, molto bene la Don Carlo. Ancora Romano, c'è spazio per pensare e allargare il gioco da Aloisio. Poi Romano, occhio perché è circondato da 2/3 avversari e quindi è costretto a tornare indietro. Di Spezio, ragiona la Don Carlo, domina col possesso della palla. Sheriff, buonissimo lo scambio con Tomarchio, che poi non riesce ad entrare in area di rigore, si difende. Squadra messinese che conquista anche calcio di punizione. Fallo di Tomarchio. Allarga il gioco Spano. Sempre il 4 pressato da due avversari, non c'è fallo e quindi si prosegue. Sheriff dal limite, salta un avversario, ancora Sheriff, allarga da Pellegrino che può andare al cross. Deviazione provvidenziale di Pintagro che non è riuscito a bloccare ad un passo ancora una volta dal vantaggio. La squadra di mister Rizzo non sta riuscendo a concretizzare la mole di gioco prodotta. Squadra misilmerese.
ma sulla buona strada. Lancio un po' a memoria di Scattarreggia. Poi rischia qualcosa Muschio. I padroni di casa sono asfissianti nel modo di aggredire e di pressare, e infatti guadagnano un altro calcio di punizione prezioso. Andrà a batterlo ancora una volta Romano, vediamo se riuscirà a calibrare meglio il suo calcio. C'è anche Sheriff a proporsi, ma dovranno stabilire chi sarà tra i due a calciare. Adesso Sheriff sembra allontanarsi, quindi Romano dovrebbe essere l'incaricato numero 1. Potrebbero anche pensare a uno schema con Sheriff libero di agire. Alla fine Romano predilige il cross che diventa un tiro e il pallone si insacca al minuto 14 sul cronometro. Il risultato di 1-0 è cambiato, il parziale al Giovanni Aloisio. La rete firmata da Arrigo, centro numero 7 in questa stagione per il numero 9 biancorosso. E allora aggiorniamo il parziale sul nostro tabellino, che adesso non dice più 0-0 ma 1-0, ed è per la Don Carlo Misilmeri vantaggio meritato per quanto visto in campo. Gli Eagles non sono mai stati pericolosi tra le parti di Chinnisci, mentre la squadra di casa ha attaccato tanto, e se vuole fare la partita da grande squadra la formazione di Rizzo deve continuare su questa scia. Dopo questo buonissimo quarto d'ora non c'è da fermarsi, c'è da cercare di consolidare il risultato. Fallo da parte di Arrigo, è stato lesto a mettere il pallone dentro al sacco dopo la punizione calciata da Romano. Non è riuscito a trattenerla neanche stavolta Pintagro, che si è dimostrato un poco incerto in sede di respinta. Non è riuscito mai a bloccarla la palla. Fallo ai danni di Castagnetta. Dialogo anche tra assistente e direttore di gara, mentre la Don Carlo costruisce. Bierzi ha provato a fare una giocata abbastanza ambiziosa, abbastanza qualitativa, ma non gli è riuscita. Ci sta. Il pallone era per Tomarchio ma è uscito. La rimessa battuta da Costanza, poi Spanò, la palla esce, non è riuscito a tenerla in campo, butta. La rimessa giocata invece da Tomarchio, Di Spezio, Scattarreggia, Romano si prende dei rischi, la squadra di casa in fase di costruzione. Aloisio, l'apertura del gioco, buona giocata per vie centrali di Tomarchio, tutto a memoria funziona questa Don Carlo Misilmeri. Poi Aloisio sempre in quella mattonella, è caduto, anzi no, Bierzi, no Aloisio. Non è riuscito neanche questa volta a impattare bene col pallone, anzi è caduto nuovamente. Un po' sfortuna per il numero 6. Rimessa laterale Don Carlo con Di Spezio che l'ha tirata addosso al suo avversario. Bella finta del 5 che poi porta palla con protagonismo, addirittura una giocata d'esterno che funziona all'indirizzo di Sheriff. Poi Aloisio, tanti giovani di grandissimo talento quelli là Don Carlo. Prova un dribbling il 10, la tocca per Aloisio, si torna indietro da Di Spezio. Lavora insieme a lui Romano, che poi va al lancio lungo per Arrigo,
Era giusta la palla, forse non ci ha creduto tanto il numero 9 che si è fatto anticipare dal difensore rivale, ma comunque la Don Carlo sta mettendo le tende nella metà campo rivale e non sembra volerne uscire con questo possesso palla abbastanza codificato che continua e che prevale su un equilibrato e compatto New Eagles. Mentre il gioco è stato fermato, c'è un giocatore a terra che si tocca la testa e per regolamento il tutto va attenzionato prima di far riprendere il gioco. Si è rialzato, in questo caso Galipo, e quindi il gioco riprenderà con qualche istante la formazione ospite in inferiorità numerica. Di Spezio, Sheriff, Aloisio, buone trama della Don Carlo Misilmeri, viene a legare il gioco Virzì, ancora Sheriff che apre. Ok, questa palla in mezzo con Arrigo che la piazza, il pallone viene respinto dal New Eagles, ma il gioco prosegue. Di Spezio, addirittura nella tre quarti rivale, nonostante sia un difensore centrale. Poi Aloisio, zona tiro, la sponda di Arrigo. Aloisio lo prova. Quanto gioca bene questa Don Carlo Misilmeri. Si riparte dal basso con il New Eagles che va a costruire. Va a pressare insistentemente Castagnetta e alla fine la riconquista. Il pallone al limite per Sheriff. Si torna ancora da Castagnetta, poi Aloisio. Castagnetta di nuovo. Continue triangolazioni che funzionano da parte della squadra biancorossa. E alla fine Sheriff cross, anche molto bene. Si salvano i messinesi. La pressione alta di Romano, anch'essa efficace. Tomarchio. Romano. Sheriff. Dal limite può pensare al tiro. Allarga invece il gioco dove c'è Virzì. Sheriff non riesce a reagire. La squadra ospite molto bassa, che dal punto di vista della presenza sugli spalti niente da dire, nonostante sia un giorno di festa. Per chi pratica questo sport è festa uguale. Si rotola la palla. Infatti possiamo vedere un Giovanni Aloisio particolarmente numeroso per una gara juniores, essendo anche un giovedì festivo. Sheriff riesce a guadagnare rimessa laterale. Ci ha creduto. Tomarchio. Di Spezio. Romano. Ancora Di Spezio. Gol attivo per lui. Ancora Romano. Torna. Da scattarreggia. Palleggia Don Carlo Misilmeri con il play in mezzo ai due centrali. E allora Virzì. C'è spazio da prendersi. Il pallone per Arrigo che apre ancora una volta da Sheriff. Può andare l'1 contro 1. Va sul destro. La finta. Mette a sedere l'avversario Sheriff col mancino. Palla fuori. Altra opportunità per raddoppiare. Bellissima giocata di Sheriff. Giocatore più talentuoso, più estroso del pacchetto offensivo. Va a saltare Tomarchio. E allora ancora Don Carlo. Poi Sheriff è stato un po' lezioso nell'andare a colpire di testa questo pallone. Virzì anticipato da Minciullo. Palleggia con la testa Romano. E poi va a memoria da Virzì. Può pensare al cross da lì. Ancora Virzì se la allunga.
mette in mezzo, allontana il New Eagles e allora Di Spezia a ottenere alti i suoi si prende dei rischi, però Di Spezio mette tutto a posto, permette ai suoi di palleggiare. Entra addirittura dentro il campo Romano dopo che era partito dall'esterno, mentre il New Eagles continua a badare al sodo rinviando palloni per i suoi attaccanti. Scattarreggia il tocco di testa per Chinnici. Arriva un'indicazione da un punto di vista tattico da parte di Mister Conti per i suoi ragazzi che stanno facendo una grandissima fatica e poi arriva a palla lontana uno sgambetto Dani Di Virzi. Arrigo, Sheriff circondato da 3 avversari, quasi passa qua. Aggredisce fortissimo la Don Carlo quando perde palla, non ci mette neanche un secondo prima di volerla riprendere. È una squadra votata al dominio del gioco. Spintonato Arrigo e quindi calcio di punizione. Andrà a battere Sheriff. Potrebbe pensare anche a una conclusione Sheriff, c'è una barriera molto leggera composta da un uomo che adesso diventano 2. Parte col destro Sheriff, va a giocare al limite per Romano, pensa alla conclusione, la prova, palla sul fondo, buono schema da parte della Don Carlo Misilmeri, ma tiro termina fuori. Minuto 25, abbiamo visto solo una squadra in campo dal punto di vista della produzione offensiva, un'altra ha pensato solo ed esclusivamente a difendersi, ma adesso c'è poco da tenere in equilibrio, visto che sono sotto nel partire messinesi. Occhio a questa riconquista della palla, il pallone a secondo palo per Arrigo, un po' spintonato, poi Virzi la mette in mezzo, deviazione e riesce a guadagnare anche calcio d'angolo il numero 6, è stato intelligente in questo caso. Sheriff la gioca subito corta, scambia con Virzi, è andato al tiro il 10, guadagna calcio d'angolo. Poi in balia dell'avversario, il New Eagles, numero 2010. Stavolta Sheriff va alla battuta, la mette a secondo palo, Pellegrino la osserva, la tiene in campo con un po' di difficoltà, vince il contrasto, c'ha più voglia di tenerla in gioco e quindi viva la palla il numero 11 che battaglia con tutti gli avversari che lo circondano e guadagna calcio d'angolo e si prende il meritato applauso del Giovanni Aloisio, che sa apprezzare l'impegno e le grandi giocate. Qui sicuramente l'impegno ha fatto la differenza e quindi calcio d'angolo battuto sul primo palo e il gol di Romano che fa 2-0 dalla bandierina, l'ha fatto Romano. E qui grandi colpe per il portiere Pintagro che non è riuscito a respingerla fuori dalla porta e bacio verso la tribuna per il numero 8 biancorosso che ha fatto un grande gol. E quindi 2-0, aggiorniamo anche il nostro tabellino. Don Carlo voleva riscattare subito la pesante sconfitta rimediata al Gurrera contro lo Sciacca. Questa prima mezz'ora scarsa sta dimostrando proprio questo. Colpo di testa di Tomarchio, fuori gioco
I danni degli ospiti. Pescato in posizione regolare, butta. Ma c'è ancora una vita da giocare. Quindi guai ad abbassare la concentrazione per chi conduce. Aloisio, la palla per Pellegrino che crossa. Doppio salvataggio in area di rigore, ma Don Carlo lì va a staccare di testa il capitano dei biancorossi. Poi Romano col petto addirittura. E pensa anche alla conclusione! Doppietta di Romano! È uno show questo match a Giovanni Aloisio di Misilmeri. Stop di petto al volo e conclusione spettacolare. Pescato fuori dai pali Pintagro è 3-0 al minuto 28. Pomeriggio amaro per gli ospiti. Subito a pressare la squadra di Rizzo. Tra gli Eagles è in netta difficoltà. Allontana Pintagro. Mette giù col petto Aloisio. Non riesce a saltare il numero 4 avversario e quindi possesso palla per i New Eagles. Costanza mette giù col petto, ragiona un po' e poi va in verticale. Occhio perché la palla sembra interessante per Muschio. Fuori gioco. Si gioca Romano. Facile per Sheriff che adesso fa il trequartista. In verticale per Pellegrino. Davanti alla porta! La sfera è uscita di un nulla. Ad un passo dal 4-0. Mister Rizzo chiede ai suoi concentrazione. Sa che la partita c'è ancora un'ora e che quindi può succedere un po' di tutto, anche se il parziale la dice lunga su chi la sta facendo da padrone in tutti i sensi. 0 tiri in porta subiti, 3 gol fatti e qualche occasione sprecata invece per i padroni di casa. Occhio però al New Eagles che si propone forse per la prima volta in avanti con un certo tasso di pericolosità. La conclusione da fuori, la prima, l'abbiamo chiamata da parte di Buttà, ma è riuscita a distendersi puntualmente Chinnici a bloccare. Era scontato, prima o poi doveva accadere. Che arriva su un tiro da parte della formazione messinese. Entra Aloisio, Sheriff, Romano, sventaglia brillantemente verso Arrigo che poi in maniera un po' scomposta va a commettere fallo. Calcio di punizione per il New Eagles. Costanza trova sulla sua strada Romano che col tacco domina il centrocampo e tutta la zona nevralgica. Sheriff l'aggancio per Aloisio. Ancora Romano, pressato ma è come se non lo fosse. Apre. Dato marchio. Pensa all'1 contro 1, torna indietro, si propone sempre Romano. Tutti i palloni devono passare da lui. Gioca sul secondo palo questo pallone. Ha terminato sul fondo. Il 3-0 gli concede anche queste giocate brillanti che poi si rivelano magari inefficaci, ma può capitare. Non tutto può venire preciso. Colpo di testa da parte di Romano. Ribattuto da Costanza. Poi Aloisio. Pressato da Muschio. Gli dà una mano. Castagnetta.
può pensare al cross, la gioca al limite per Sheriff, la viene a prendere ancora capitano Aloisio, il cross, il colpo di testa da parte di Virzi, uscita di un nulla la sfera. Si riparte da rimessa dal fondo al minuto 33. Pressano i biancorossi. Costanza, quasi la riconquista Sheriff, rischia tantissimo Spano, ma escono con delle buone giocate gli ospiti. E poi scatta a Reggio, si aiuta con Chinnici. Tanto buonissimo il dribbling di Castagnetta. Poi Aloisio. Sheriff. Tocco di Tomarchio che va dal suo numero 10, che avanza. Danza tra le linee della tre quarti. Castagnetta. Sheriff. Vediamo se riusciamo a vedere anche una sua bella giocata, magari decisiva. Gioco fermo. Si riparte da punizione per il New Eagles. Prova a sviluppare sulla parte esterna del campo, non è riuscito a far nulla. Butta. Rimessa laterale battuta da Tomarchio. Di Spezio. Romano. Tomarchio. Avanza con applicazione. Virzi. Romano in verticale. Bene da Arrigo. Occhio perché si fa quasi gol da solo il New Eagles. Il Missile Mary invece sembra quasi di aver tentennato se segnare o meno. È arrivata un po' sconcentrata nell'area di rigore la squadra di casa. Pellegrino salta un avversario, accelera, ancora Pellegrino, prova il tiro col destro in due tempi. Stavolta riesce a tenere la porta Pintagro. Mentre Pellegrino si è andato a prendere un altro fallo. Calcio di punizione a 10 dalla fine di questo primo tempo. Solo a tinte biancorosse. Sheriff, la gioca corta per Romano, che si prende dei metri per andare col mancino, vuole la tripletta. Numero 8. C'è la ripartenza del New Eagles con una bella giocata di Muschio, che accelera. Muschio, al limite, allarga da buttà. Apre tutto col mancino. Quanto si è rivelato sprecone il New Eagles in questa circostanza. Alla prima reale situazione di contropiede in campo aperto si poteva fare di più. Romano. Di Spezio, Sheriff. Sgambettato. Romano. Prova a giocarla nello spazio, non l'ha letta bene Virzi, mentre il play aveva visto lo spazio libero per giocarlo. Sheriff. Si propone Tomarchio sulla sinistra, lo premia l'excus. E allora Tomarchio al cross in mezzo. Pallone quasi arriva al limite. Romano. Con la sinistro, giocare in verticale. Fischio il direttore di gara, che va a monire. Mister, non crede che sta esagerando? Galippo. Deve stare tranquillo. Giallo. Deve stare tranquillo. Deve stare tranquillo. Siamo venuti a scampagnare qua noi. Ok? Non siamo venuti a scampagnare. Ok, lo dico io, mister. Lo dico io, ok. Ok? Lo dico io.
Calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri dal limite, mentre il direttore di gara adesso ammonire un componente della panchina del New Eagles. Là non c'è, non deve protestare perché sennò già diventa rosso, ok? Da giallo diventa rosso, ok? Appunto, non deve giocare, deve lasci giocare. Lasci giocare qua. E lei stese tu in panchina. Un po' di polemiche in questo frangente di partita. Chiaramente il risultato penalizza particolarmente anche l'animo dei dirigenti e dello staff tecnico del New Eagles, che si sentono un po' penalizzati anche dalla direzione arbitrale, ma ciò che conta in questo momento è che c'è una punizione da battere e che ci sono Aloisio e Sheriff sul punto di battuta, quindi scelta tra loro due. Si intensifica anche il vento. Vediamo se proverà a calciare Sheriff. Il compagno dovrà appoggiare il pallone o comunque toccarlo. A quanto pare forse è diretta, vediamo. A quanto pare la punizione potrebbe anche essere calciata in maniera diretta. Il tocco arriva comunque, Sheriff col destro, traversa! E per colpo di testa di Pellegrino sul fondo. Traiettoria spettacolare di Sheriff, che non è riuscito però a punire Pintagro. Perché se adesso non si capisce bene perché c'è stata questa punizione, in effetti. Tutto è nato da delle proteste, il gioco è stato fermato ed è stato ammonito Galipò, ma non c'era stato alcun fallo, quindi anche da come è nata questa punizione forse sono in effetti motivate le proteste della dirigenza del New Eagles, che in effetti non comprende il perché sia stata calciata e quasi risulta decisiva ad un passo al 4-0 a Don Carlo. Palla per Costanza, chiuso a Tomarchio e c'è spazio da prendersi, preferisce giocarla per Arrigo che va col mancino e quasi diventa un tiro, ma è buona per Pellegrino. Ci ha creduto il numero 11, ha tagliato tutto il campo per andarsi a prendere questa palla, ma l'uscita del portiere l'ha anticipato. Giocata in verticale per Muschio. Vince anche un contrasto, ancora Muschio, rientra, sembra il giocatore più estroso, più talentuoso di questo New Eagles, che poi va col destro. Bella conclusione, la seconda degli ospiti questo primo tempo. E Mister Rizzo va a richiamare Romano, lo vuole più in versione combattimento quando si tratta di contrasti e duelli. Castagnetta scattarreggia, torna da Chinnici, l'apertura verso Di Spezio, Virzi, il lancio verso Arrigo, non è riuscito a prenderla, poi il colpo di testa di Virzi ancora, un lancio da parte di Costanza verso Muschio, ma c'è solo la Don Carlo tra quelle parti e quindi Chinnici. Di Spezio, prendersi un po' di rischi, ma si gioca a calcio anche da dietro. Poi il colpo di testa per vie orizzontali di Galipò. Minciullo, il cross chiude Scattarreggia e la palla termina sul fondo. Calcio d'angolo. 3 minuti più eventuale recupero, anche se credo che qualche giro d'orologio si debba recuperare per quanto è successo tra il calcio di punizione e le proteste, ma si tratta di poco. Quindi corner battuto adesso sul secondo palo,
Colpo di testa inefficace. E allora Aloisio prova a tenerla in campo. Ci riesce Aloisio, ma poi viene chiuso. La Don Carlo vuole reagire anche quando il New Eagles mena le danze, le mena per poco perché c'è questo lancio per Arrigo. Il colpo di testa per Pellegrino sul filo del fuorigioco, alza la bandierina e il guardalino. Opportunità sprecata dalla Don Carlo che in ripartenza poteva già chiudere i giochi, più di quanto già non lo siano. Oh, si marca là! Centrocampo! Gestione della sfera di parte dai bianco giallo-rossi. Verticale Tomarchio da Sheriff. Romano. Di Spezio. Sheriff. Scattarreggia. Stagnetta ancora la gestione della sfera dei difensori più Romano che adesso controlla il pallone, va in verticale, trova sempre la traiettoria giusta per Virzi che accelera, riescono a riconquistarle i biancorossi. Arrigo può coordinarsi per il tiro, scelta un po' egoista da parte del 9 che non ha aperto il gioco. Infatti arriva adesso la rabbia di Mister Rizzo che vuole che i suoi facciano le cose per bene anche sul risultato di 3-0. Più gol fa sicuramente la squadra biancorossa, più chance si regala in vista poi di New Eagles Sciacca, match che andrà a chiudere il triangolare tra queste tre squadre. Poi ricordiamo che si dovrà giocare un eventuale spareggio con le altre che sono il Priolo, la Nissa e lo Ionica. Mister Rizzo vuole adesso che Tomarchio si stia sul suo lato mancino. Costanza abbiamo superato ampiamente il 45esimo minuto mentre il Romano viene atterrato al limite d'area, quindi primo tempo che potrebbe o terminare qui o prolungarsi di qualche istante in più. Sicuramente non ci siamo annoiati in questo primo tempo oggi 25 aprile al Giovanni Aloisio. È solo, se ne va in porta da solo. È un barittonino. Vabbè, apposta. Non dovresti parlare. Occhio a questa occasione per il New Eagles, il tiro di Muschio, l'ha bloccata però Chinnici. Sta rischiando qualcosina nel finale la Don Carlo, è fisiologica, l'ha venuta fuori del New Eagles, mentre Arrigo la gioca per Sheriff, avanza. Verzi, Romano, Castagnetta, Arrigo. E arriva adesso il duplice fischio del direttore di gara che mette fine a questo primo tempo dopo 47 minuti. Risultato di 3-0. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco. Abbiamo iniziato bene subito, infatti in una bella giocata siamo stati in vantaggio. Poi in una disattenzione nostra abbiamo regalato una punizione al limite, però il giocatore del Castellammare ha tirato una punizione che magari si vede in categorie superiori, quindi bisogna fare i complimenti al giocatore che
ha fatto un gran gol. E nel secondo tempo poi devo essere sincero, abbiamo iniziato bene, però diciamo che nel momento migliore nostro abbiamo preso purtroppo questo gol, però la cosa positiva è che non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto assolutamente, perché devo essere sincero, oggi la differenza penso proprio che l'hanno fatta le motivazioni. Castellammare, con tutto il rispetto, è una buonissima squadra, ben organizzata, ben allenata. Mione naturalmente è uno che sa il fatto suo, però dal canto nostro, diciamo, abbiamo avuto, tra virgolette, dico virgolette, un piccolo vantaggio, perché magari loro, sai, hanno già raggiunto il loro obiettivo stagionale. Noi ancora purtroppo lo dobbiamo raggiungere, e lo dobbiamo raggiungere fino alla fine, dando il massimo, buttando il cuore oltre l'ostacolo. E oggi siamo stati bravi proprio nel momento tra virgolette più delicato, ecco, perché non era assolutamente facile rimontare una partita 2-1 a forse 25 minuti dalla fine, e siamo stati bravi a pareggiarla e poi con il calcio di rigore a portare il risultato sul 3-2. E poi devo dire, poi da lì in poi non abbiamo subito, diciamo, non abbiamo subito nessuna palla pericolosa, ecco. Loro hanno iniziato a giocare questa palla, a buttarla dentro, noi ci siamo difesi abbastanza bene e abbiamo amministrato bene e abbiamo portato la partita in porto. Al mio ingresso la situazione mentale, quella gioca sempre al favore di chi subentra all'allenatore, perché i ragazzi vogliono assolutamente tutti quanti mettersi in mostra, anche chi giocava meno, e devo dire che lì ho trovato una squadra veramente preparata, una squadra veramente con grandissima voglia, con grandissimo sacrificio. Infatti alla mia prima panchina siamo andati a vincere a Misilmeri contro un'ottima squadra, poi abbiamo rivinto in casa contro l'Aspra. Poi purtroppo è arrivata una brutta batosta, perché giocavamo contro la prima della classe e ci può stare andare a perdere a Caltanissetta. E poi siamo un po', tra virgolette, ci siamo un po' adagiati, e devo dire che le migliori risposte le stiamo dando adesso fuori casa, perché sappiamo quello che vogliamo, ci mettiamo lì tutte 11 tenere alla palla, cerchiamo di stare stretti e ripartire, e siamo stati bravi sia nella scorsa trasferta con l'Atletico Palermo e anche oggi. In casa devo dire, è vero, abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, un po' di sfortuna, ma nel calcio purtroppo lo sappiamo, e poi alla fine la fortuna e la sfortuna, penso che si va a compensare. Tempesta sicuramente è un giocatore importante per noi, anche se lui è un under, perché è un 2004, ha avuto il piacere di affacciarsi nel campionato nazionale dilettanti, e oggi non stava al meglio, in settimana aveva preso una botta al ginocchio, quindi era inutile rischiarlo o nemmeno portarlo in panchina, perché non era il caso, non ci avrebbe dato assolutamente niente. Però se lui capisce che può diventare veramente un giocatore importante, a noi di sicuro ne possiamo trarre beneficio e ci può dare una grossa mano, e quindi mi auguro che già dalla prossima settimana di averlo a disposizione al 100%. A parte Tempesta, ma oggi forse è stata l'unica settimana che ho avuto tutta la rosa a disposizione, perché ogni settimana abbiamo avuto delle grosse assenze, tra infortuni, squalifiche. Mi riferisco a Najib, mi riferisco a Simone Guaiano la settimana scorsa. Molte volte abbiamo messo in campo, o meglio anche per arrivare a 20, 3-4 juniores. Oggi, a parte Tempesta, avevo tutta la rosa a disposizione, addirittura qualcuno è rimasto a casa, qualcuno che fa parte della rosa della prima squadra, quindi io mi auguro e spero di avere sempre più abbondanza possibile, che possa essere Tempesta, che possa essere qualsiasi giocatore, perché loro lo sanno. Io voglio che loro tutta la settimana danno il massimo e mi mettano veramente in grossa difficoltà per poi scegliere gli 11, perché poi domenica la devo mandare in campo. Oggi era per noi la prima finale, ne mancano altre 3, ne giocheremo adesso 2 in casa e l'ultima fuori casa. Sappiamo che in queste 3 partite, se ci vogliamo salvare direttamente, dobbiamo fare più punti possibili. È inutile guardare gli altri, guardare gli avversari. Noi intanto prima dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di dare il massimo, di fare grandi prestazioni, perché loro lo sanno, facendo una grande prestazione il risultato poi è una conseguenza. E poi magari dopo aver raggiunto la nostra vittoria, poi magari possiamo guardare anche gli altri e fare un po' di conti. Però ripeto,
Dobbiamo guardare a noi stessi, io penso che abbiamo tutte le carte in regola per poterci salvare direttamente. Ho avuto tra virgolette una pausa, ma una pausa più che altro perché io grazie a Dio ho il mio lavoro che mi tiene abbastanza impegnato e non ti nego che in questi anni ho avuto diverse proposte da poter allenare. Però il mio lavoro mi tiene stretto naturalmente alla mia città, non posso spostarmi più di tanto, quindi se io riesco a trovare e tra l'altro non solo a trovare, anche a divertirmi in una società seria, infatti ho sposato questo progetto Accademia perché è una società seria, gente seria che sa fare calcio e quindi riesco anche nello stesso tempo sia a dedicare il mio tempo al mio lavoro ma nello stesso tempo a dedicare anche al calcio che naturalmente è la mia passione, lo faccio da quando ero bambino e quindi mi diverte tantissimo allenare questi ragazzi e lo faccio col massimo impegno e con il cuore. Prendiamo quello che di buono abbiamo preso, cioè la vittoria che non era facile, perché perdere 2-1 qua a casa contro il Castellammare e ribaltarla non è assolutamente facile. Guardiamo la prossima, partita dopo partita, sappiamo che dobbiamo dare l'anima, ogni partita ne abbiamo adesso 3 finali e dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Non è stato facile, complimenti a Castellammare che è veramente una bellissima squadra, una squadra bella compatta. Siamo stati bravi a ribaltarla e prendiamo i 3 punti che è quello che c'è di buono. Con Simone sta andando discretamente bene, dai. Abbiamo avuto qualche stop, infortunio che giustamente ci sta, l'età arriva per tutti, però adesso sta andando bene, siamo concentrati sul nostro obiettivo e sappiamo quello che dobbiamo fare. Tantissimi anni fa, tanti bei ricordi, è sempre stato un campo difficile, qua poche per squadre venivano a vincere, grazie alla società, grazie al mister, e che è veramente una persona preparata e una grandissima persona.
Siamo tornati in diretta dal Giovanni Aloisio di Misilmeri. Al momento il risultato, come vediamo dal tabellino, è di 3-0 in favore della compagine biancorossa. Primo tempo letteralmente dominato dai ragazzi di mister Gaetano Rizzo, che hanno recitato un ruolo da protagonisti, e adesso è iniziata la ripresa e vediamo se riusciranno a conservare il risultato i padroni di casa o chissà, magari prolungare anche il vantaggio. I New Eagles hanno creato, se non erro, 2 occasioni scarse da gol, quindi c'è sicuramente da invertire il trend di questa partita e l'inerzia soprattutto. Non sarà facile, ma godiamoci questo secondo tempo, è l'ultima partita di questo triangolare per la Don Carlo Misilmeri, che ricordiamo essere stata sconfitta nel primo turno contro l'Unitas Sciacca. Tanto occhio a questo cross allontanato, mentre Romano, che ha siglato una doppietta di prestigio, una sul calcio d'angolo e una con un tiro da fuori, che ci ha impressionato parecchio. Tanto ha provato un bellissimo aggancio, Castagnetta non ci è riuscito e c'è la ripartenza del New Eagles, ma c'è il passaggio sbagliato di Ounassi. Muschio, il tiro, blocca Chinnici, anche lui si sta prendendo gli applausi oggi. Romano, Sheriff manda a vuoto un avversario, poi avanza e allarga il gioco da Arrigo, può pensare al tiro il 9, la può mettere anche in mezzo, ha scelto la seconda, non è riuscito a tenerla Pintalgro e quindi si ripartirà dalla bandierina, calcio d'angolo. Corner. Palla sul secondo palo stavolta. Non è andata a batterla Romano. Ci aveva provato Sheriff. Quindi rimessa New Eagles, che ricordiamo essere il campione di uno dei 2 gironi di Barcellona Pozzollicotto, con 36 punti totalizzati in 12 partite, che significa tutte vittorie. Sheriff, il cross è troppo sul portiere. Grande recupero di Pellegrino, che adesso accelera, insiste e guadagna un'altra rimessa laterale, mentre si confrontano in maniera piuttosto accesa Aloisio e Pellegrino. Cross in mezzo, palla respinta ed esce di nuovo, rimessa laterale in zona d'attacco per la Don Carlo Misilmeri al minuto quasi 49 sul cronometro. C'è ancora una vita da giocare, soprattutto per il New Eagles, mentre la Don Carlo potrebbe anche pensare di iniziare a giochicchiare col cronometro in questa ripresa, ma penso che non siano discorsi da fare rispetto a che partita abbiamo visto. Don Carlo non si è mai fermata nonostante tutti i gol di vantaggio firmati. Andrà inizia a muoversi qualcosa anche nella panchina di mister Gaetano Rizzo, che sta pensando sicuramente di dare spazio e cambiare qualcosa in questa ripresa a chi ha giocato meno. Di Spezio, poi la giocata in verticale di Viezzi, che viene controllata tranquillamente da Gallipò.
Sheriff, Aloisio, porta palla, vediamo se riesce a pensare anche al tiro, alla fine allarga il gioco dove c'è Castagnetta che va al cross, la palla passa, può pensare al tiro, alla fine la conclusione di Arrigo è stata respinta. Romano, ritmi leggermente più bassi rispetto al primo tempo, ma sempre la Don Carlo protagonista. Sheriff dal limite, può pensare alla conclusione, scivola, la tiene lui, ancora Sheriff che apre, male però. Infatti Costanza accompagna fuori il pallone. Bella giocata di Muschio, che prova ad andare. Secondo sombrero tentato, stavolta allarga il braccio, scattarreggia, concesso calcio di punizione al New Eagles, quindi gioco fermo. Alla fine non è stato richiesto l'intervento della panchina, quindi si andrà direttamente a battere questa punizione con Buttà sul punto di battuta. Occhio là, Matteo! Butta col mancino, palla sul fondo. Gioca la Don Carlo da dietro. Di Spezio la regala all'avversario. Romano non riesce a riconquistarla, allora Muschio torna sui suoi passi, il numero 8, e riesce a riproporre i suoi in avanti con Sheriff che gliela rigioca, sempre Romano in verticale, quasi giusta la palla, quasi, e poi fuori gioco segnalato ai danni di Buttà. Sheriff, Virzi, Arrigo col tacco, Sheriff è più fortunato del suo avversario e allora può avanzare, può pensare alla conclusione, la prova sul fondo però. C'è stata deviazione, si ripartirà dalla bandierina, calcio d'angolo. Ci andrà Romano a battere questa volta. Ricordiamo che nel primo tempo, proprio dalla bandierina, ha fatto un gran gol. Stavolta la mette direttamente in mezzo! E il colpo di testa di Scattarreggia che non si è trasformato in gol per dettagli. Salvataggio provvidenziale sulla linea. Continua a zoppicare. Owen sì. Ma non c'è niente per il direttore di gara. Di Spezio torna indietro da Chinnici, che apre. Colpo di testa di Tomarchio. Scattarreggia Romano a dettare i tempi. Poi Virzi che apre gli spazi, che va subito ad aggredire Sheriff col suo estro. Avanza Sheriff, due avversari su di lui, il recupero provvidenziale di Owansi. Poi Sheriff torna per farsi giustizia da solo. Ha commesso fallo. Mentre è pronto il primo cambio di Mr. Gaetano Rizzo, che si va a sostituire Sheriff, un po' perplesso su questa sostituzione.
Lui che domenica 19. disputerà la sua ultima partita di questo campionato con la Don Carlo Misilmeri già salva, in eccellenza. Ha fatto un buonissimo subentro contro l'Aspra. Piccolo dialogo tra lui e il tecnico e poi sotto la doccia. Buona partita la sua, non è riuscito a entrare nel tabellino però. Spazio a Giannola. Romano scatta a Reggio a mettere un po' in difficoltà Castagnetta, che viene pressato, protegge il 2 e alla fine la meglio. Rimessa laterale, va a battere Romano, va a cercare Arrigo che ha sbloccato il match. Ne ha fatti 7 in campionato. Arrigo ne fa fuori 2 in un colpo solo, resiste anche alle spallate, la gioca per Aloisio che va in mezzo, allontana la sfera del New Eagles, ma la Don Carlo la riconquista subito. Romano, il lancio, la pressione dell'8, riesce comunque ad uscire la squadra messinese. La scivolata Providence di scatta a Reggio. La rimessa laterale, Aloisio va a proteggere Arrigo, pallone quasi gli ritorna, poi Campo lavora per Uassi, ancora l'8, si è fatto male Aloisio, è rimasto a terra e Romano la butta fuori, è rimasto a terra Aloisio, molto dolorante anche a Uassi. Richiesto l'intervento delle panchine. Si è rialzato Aloisio, si è rialzato Ossi, un po' dolorante il capitano da Don Carlo. E pallone restituito con i due giocatori che rientrano. Siamo vicini all'ora di gioco, mentre il guardalino ha alzato la bandierina segnalando la rimessa laterale al New Eagles. Pronta la sostituzione anche per gli ospiti. Il momento di Minolo. Entra il 15. Sostituito Minciullo. Non riesce a allontanarla bene Tomarchio, la pressione di Muschio. Costanza la fa scorrere e guadagna rimessa laterale. E rimane in zona d'attacco il New Eagles.
Palla per Minolo che gioca il suo primo pallone regalandolo all'avversario. Continua a stare in zona offensiva il club messinese, che fa il suo debutto in questo triangolare in trasferta qui a Misilmeri. Brutta scivolata ai danni di Romano, che guadagna comunque calcio di punizione. Sono gli ultimi 30 minuti a giocare. Chiaro che tra le due squadre c'è una montagna di differenza, soprattutto in termini di risultato. Stiamo parlando di un grande 3-0, anche se la Don Carlo ha evidentemente abbassato la determinazione e la concentrazione nel voler andare a fare gol. Sta un po' gestendo il risultato, attaccando in maniera sporadica. Fallo di Arrigo. Abbiamo mollato tutti, tutti avete mollato, tutti. Infatti arriva Mister Rizzo, che va a dire un po' quello che stiamo pensando noi, con altri termini, accusando i suoi giocatori di aver mollato. Chiaro che dopo un 3-0, dopo un primo tempo così, ci sta che cali un po' la concentrazione. L'importante è gestire bene e non concedere all'avversario. In questo momento la Don Carlo ha concesso veramente nulla, quindi ci può anche stare. Anche se sarebbe importante, ricordiamo sempre per la differenza reti, di fare più gol possibili e poi sperare nel prossimo match tra Sciacca e New Eagles, che si giocherà in casa della compagine giallorossa, oggi in tenuta bianca. Tomarchio di Spezio, ancora Tomarchio, Chinnici, Aloisio con una finta, si appoggia a Romano, riesce a giocare molto bene la Don Carlo, sempre con un fraseggio lineare e fatto bene quando si concentra, quando si applica. A quanto pare sarà calcio d'angolo, quindi continua ad attaccare la formazione di Mister Rizzo con l'obiettivo di calare il poker, che darebbe ancora più sicurezza per questo finale di partita. Corner battuto dove non c'è proprio nessuno, la rincorre di Spezia ma è dura. Minolo torna indietro, la pressione di Spezio, attaccante aggiunto, poi Aloisio, strattonato, ancora Aloisio, ne ha due addosso, prova a passare, viene chiuso, Di Spezio gli dà una mano e la riconquista. La Don Carlo sembra avercene di più rispetto a un New Eagles un po' distratti in certe circostanze, proprio alcuni giocatori si fanno sopraffare nonostante la situazione di vantaggio nella giocata singola. Poi allontana campo, poi Di Spezio a lottare, ancora Di Spezio, alla meglio Muschio che poi palleggia come può finché viene chiuso da Romano, ma guadagna calcio di punizione. Spanò. Oassi. Spanò. Passaggio sbagliato. Romano. Fa uscire la Don Carlo Misilmeri con Virzi e Aloisio. Giannola. Aloisio prestato da dietro.
Ancora Loisio ad aprire il gioco da Virzi. Costanza a guadagnare anche rimessa laterale qui, chiamata dubbia da parte del guardalinee. Neanche il New Eagles se n'era accorto. La spizzata intanto verso Muschio. Altro fallo laterale per gli ospiti. Addolini, quando esci, mettiti vicino a noi. Un po' di confusione quella parte di campo in cui il New Eagles sta cercando di farla da padrone, ma la Don Carlo non ne vuole sapere di concedere metri e quindi Aloisio prova a resistere, guadagna furbamente rimessa laterale. E la Romano che prolunga l'azione. Arrigo fa un movimento davvero centravanti e poi viene atterrato, quindi cartellino giallo ai danni di De Luca, che finisce nella lista dei cattivi. Romano sul punto di battuta. Pensa quasi a un tiro, anzi senza quasi, era un tiro da parte di Romano. Ne ha fatti due belli, particolari, diversi ma estremamente efficaci. È chiaro che cercare un terzo in questo modo sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una giornata per lui speciale, questo 25 aprile, questo spareggio a 3 che oggi vede protagoniste New Eagles e Misil Meri. Intanto provano ad attaccare dalla destra i messinesi, giocatore a terra ma non c'è nulla, semplice rimessa al fondo. Cambia in porta a quanto pare, esce Pintagru. Entra Branca. C'è spazio per il portiere di riserva, ma c'è bisogno di una casacca. Al contrario? No, al contrario diventa bianco. Ah, diventa bianco. Vabbè, è 16. Avevo messo 12 nell'altra distinta. Ok, 12. Perché portiere? Sistemiamo quella per Quindi Branca che chiaramente deve indossare la maglia da portiere, altrimenti viene confuso come un giocatore qualsiasi. Fa adesso il suo ingresso in campo, una partita abbastanza archiviata, ma giusto dare spazio a tutti queste categorie. Prova ad andare a Rigo con una certa insistenza, pressato, concede rimessa laterale. 22 alla fine. Muschio non riesce a controllarla, lo pressa fortissimo di Spezio. Ok, questo lancio scatta a reggia, riesce a reggere, poi mette un po' di pulizia Romano che rinvia lungo. Squadra un po' lunghe, Arrigo prova ad andare da solo, chiuso e scivolata da De Luca che ha rischiato qualcosa essendo ammonito, quanto sanzionato poteva cadere nell'errore di far fallo e venire espulso con la doppia ammonizione. Ma questo non è accaduto, quindi il gioco prosegue con la Don Carlo che mena le danze.
Tomarchio, il cross che passa, non ci aveva creduto più di tanto Aloisio, che poi accompagna la sfera fuori e si riparte la bandierina. Seconda indicazione del guardialino. Il 4 chi lo prende? Oh! Luca! Dai, mettiamo l'auto, dai. Cross sul primo palo, respinto. La Don Carlo non riesce a prenderla, quindi contropiede. Che non si innesca. Tomarchio ne regala un altro a Minolo. Prova ad andare il 15. È entrato bene in campo. Occhio a questa opportunità per Muschio, è uscito malissimo. Chinnici ha dato le spalle all'attaccante, ma grave errore di Muschio, che a porta vuota ha sprecato l'opportunità di riaprire i giochi. Di Spezia, Romano, Scattarreggia, Aloisio. Un po' di testa, Verzi apre, ci ha creduto poco qui Tomarchio, alla fine la palla è uscita. Sopra quella palla, facci triste, levala a Manuel, facci tu. Vabbè, gioca. Solo, tienilo da Buon lavoro da parte di campo. Poi l'apertura di Spano. Conclusione di Buttà. Mister Conti cerca di tenere i suoi ancora in partita. Ormai è il New Eagles che cerca di fare qualcosa in questa partita. La Don Carlo reagisce un po' di nervi, un po' di sostanza quando si concentra maggiormente, ma è chiaro che la partita dal punto di vista del tabellino sia abbastanza indicativa su chi debba fare qualcosina in più in questo finale di partita. Sicuramente non è la Don Carlo avanti di 3 gol, è abbastanza consolidata nelle sue trame, nelle sue cose. Tanto si infuria, mi servizio con Giannola, è stato il numero 19 la carta alla panchina per sostituire Sheriff, non ha inciso come previsto al posto dell'estroso numero 10 che ha fatto la differenza nel primo tempo e anche nell'inizio del secondo. Non è entrato nel tabellino, ma ha fatto tanto, ha saltato l'uomo, ha puntato, ha creato piuttosto tanti pericoli. Di Spezia, Scattarreggia, Romano torna indietro, movimenti da classico playmaker d'esperienza, stiamo parlando di un 2005, quindi tanta roba per questa Don Carlo Misilmeri che lo utilizza come punto fermo anche in prima squadra, è un gioiello del settore giovanile. Mentre si va a prendere un fallo di Erzi. Romano complica un po' le cose a Virzi, che comunque riesce a tenerla in campo. Ancora Virzi, zona cross, il tiro di Pellegrino che indossa la numero 11 e ne ha fatti 11 di gol quest'anno. Ha sfiorato il 12esimo, è il quarto di questa partita, ma tutto rimane sul 3-0. Calcio d'angolo. Palla sul secondo palo, occhio a questa botta di testa da parte di Scattarreggia.
Palla uscita di veramente poco. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di una partita che ha già detto abbastanza, che merita solo di essere conclusa nel migliore dei modi da parte da Don Carlo, mentre cercheranno di accorciare almeno il parziale. Gli ospiti. Occhio a questo lancio per Pellegrino che c'ha spazio ma viene chiuso da De Luca. Aloisio è andato giù Pellegrino. Scatterreggia di Spezia. Prova ad andare Tomarchio abbandonando la sua reale posizione. Sta preparando 1/2 sostituzioni mister Rizzo per tenere alto il ritmo e la concentrazione di questo fine di partita. È chiaro che l'obiettivo principale deve essere non subire gol e provare a farne almeno un altro per la Don Carlo, mentre il New Eagles ormai più passano i minuti più ha meno speranza di costruire una vera e propria impresa. Qualcosina è stato prodotto in più rispetto al primo tempo, ma stiamo parlando veramente di poca cosa. L'occasione più grande è stata con Muschio che a porta vuota ha sbagliato. Poi Chinnici ha dovuto semplicemente intervenire a sprazzi su qualche giocata. Ma ripeto, stiamo parlando di dettagli rispetto a quanto ha fatto di gigantesco la Don Carlo Misilmeri. Tanto adesso il cambio dovrebbe arrivare con l'uscita dal campo di Virzì. Entrerà Puleo. Non ti muovere più il gioco, ok? Indicazione da parte di mister Rizzo che risistema la squadra dopo questo cambio. Fuori Virzì. Come detto, dentro Puleo. Quindi ha risistemato la squadra, tenendo credo Puleo nel... A sinistra là devi giocare! ruolo di esterno, vediamo. Il mister Rizzo è infuriato con Giannola che non aveva compreso la sua posizione. Romano, Giannola, Tomarchio il regalo palla all'avversario, ma il secondo tempo ha preso una dimensione decisamente più balneare, con la Don Carlo che è molto più leggera in diverse situazioni. Però occhio a questa ripartenza. Fallo ai danni di Pellegrino. State facendo giocare tu! Ma perché voi giocate da soli? Avete la palla e giocate su! Pronto, sul punto di battuta Romano. Costruisce invece la sua barriera Branca. 2 compagni sul punto di battuta. Va Romano col sinistro. Ci mette la manona Branca. Ha fatto un intervento apparentemente scontato, ma che non lo era per nulla, anzi era prevista la tripletta per come era andata questa conclusione. Invece lui ha fatto un buon intervento, posso dire anche il primo del suo match.
Adesso altro cross di Romano. Branca con coraggio ad uscire e non ha dovuto neanche prenderla la palla. Altro cambio nella Don Carlo. Avevamo parlato di 1/2 cambi. Questo dovrebbe essere l'ultimo. Esce il 9. Fuori a Rigo, Giannola a punta, entra invece con la maglia numero 16 Adelfio. 2 marcature per lui quest'anno. Fuori invece, giocatore che l'ha sbloccata. Che si va a sedere in panchina. Si raccomanda con tutti quelli che entrano. Mister Rizzo non vuole assolutamente sorprese in questo finale. E vediamo allora di goderci questi ultimi 10 minuti in questo pomeriggio al Giovanni Aloisio. Rompe la linea di Spezio, lotta come un guerriero, vuole lui la palla, Aloisio lo aiuta, Romano ripulisce e va in verticale dove c'è spazio per Pellegrino che va all'1 contro 1, perde un po' di tempo, si sovrappone e va a dare una mano ad Elfi. La palla non si gioca più. Quanto manca? 10. Come l'abito si dia? Di Spezio, Aloisio pensa di aprire il gioco, poi torna invece da Castagnetta. Aloisio ragiona Don Carlo Misilmeri col possesso della sfera, evitando di rischiare il più possibile, tenendosi stretto la palla. Pellegrino prova ad accelerare, chiuso. Rimessa la tarea battutato, Marchio. Pellegrino deve proteggere. Prova ad allontanare invece Galipò. Possesso New Eagles. Don Carlo un po' posizionata male, deve ricompattarsi coprendo tutto il campo. Però con questo possesso della sfera abbastanza insistito club ospite. Calcio di punizione, fallo da parte di Puleo. Sul punto di battuta c'è Spano che va alla battuta, terra di Spezio, pallone resta lì, esce la Don Carlo con Romano. Sopra, Costa! Esce col palleggio da Don Carlo, di Spezio bada al sodo e cerca Romano. Un aggancio un po' particolare, quello d'esterno. E allora Branca la fa sua a 6 minuti dalla fine. Occhio a questo fallo. Sembrava fallo ai danni del giocatore della Don Carlo, ma il direttore di gara a quanto pare ha fischiato fallo a favore. Giannola era andato in scivolata, infatti il giocatore a terra è del New Eagles, ma questa è stata la scelta del direttore di gara.
Ne approfittano i giocatori del Misil Meri per rinfrescarsi per questi ultimi 5 minuti. Anche se ormai le temperature dopo giorni di caldo sono tornate ad essere più basse. Infatti oggi non c'è particolarmente caldo, nonostante il sole che è tornato a splendere anche su questo campo. News ci prova Romano. La punizione che va col mancino, la blocca Branca. Costruisce il New Eagles. Pressa Don Carlo con Giannola. È stato un po' timido. Poi riesce a riconquistarla in qualche modo Adelfio. Ancora Adelfio entra dentro l'area di rigore. La gioco per Giannola, pallone spazzato. Puleo. La gioca per Giannola. Prova ad andarci a memoria Pellegrino. Allontana. La sfera il New Eagles. La Don Carlo resta lì per chiudere al meglio questa partita. Romano, un po' ambiziosa la tua giocata, infatti non ci arriva. Marchio, che nonostante tutto si era buttato nello spazio a crederci. Di Spezio. Il recupero di Minolo. Poi Romano recupera il suo 1000° pallone oggi. Palla in mezzo per Pellegrino. Non riesce a farlo questo quarto gol a Don Carlo, neanche col tiro di Romano. Sterrizzo si rivela tutt'altro che soddisfatto per questo secondo tempo dei suoi ragazzi, dopo un bel primo tempo, possiamo dire. Accusa i suoi ragazzi di egoismi e di giocate solitarie, mentre Romano continua a fare la partita perfetta, oltre alla doppietta. Pellegrino, serie di dribbling. E palla in mezzo, si era mosso bene Giannola, poi il tiro timido di Aloisio, che comunque va per riconquistarla. Castagnetta. Va col tiro. Puleo insiste. Siamo giunti all'88esimo. Breve, il direttore di gara dovrà farci sapere quanto ci sarà da recuperare. Mentre prima vediamo questa battuta di questo calcio d'angolo. Affidata a Giannola. Che va sul primo palo, la palla passa. Gravi rischi, quelli presi da Spanò. La Don Carlo è lì che pressa. Minolo fa uscire su. È entrato molto bene, lo ribadisco. Uno dei migliori di questo secondo tempo. Mentre buona la chiusura di Castagnetto. Minolo. Oriti. Entrata ai danni di Moassi. Fallo da parte di Puleo. La si marca. Non è perché è così. È venuto tante per. Spanò. Prova a chiudere in avanti adesso il New Eagles. A 20 secondi dal 90esimo. Di Spezio. Aloisio.
Romano sventaglia bene l'aggancio delizioso di Pellegrino col tacco, che poi porta palla e avanza, allarga il gioco. Non è riuscito a tenerla in campo Adelfio. Fischia il direttore di gara, dice non c'è angolo, rimessa dal fondo. 90esimo che è scoccato. 180 secondi in più da giocare. Si chiuderà il 93esimo. Una sfida tutta decisa nel primo tempo, dai 2 gol di Romano e dal gol di Arrigo. Stacca di testa Romano. Torna indietro. Il lancio di Scattarreggia, il controllo col petto di Puleo. Ha provato a riservirlo Aloisio. Puleo si allunga la palla con la testa, insiste. Si gioca ancora, la palla non è riuscita, adesso sì, angolo. Pronto? Andare alla bandierina Giannola. E poi il tiro di Pellegrino, fermato. Rimessa laterale in zona d'attacco. Prova ad andare Tomarchio. Gioca all'indietro. Conclusione! E altro salvataggio di Branca, che si è fatto preferire in questo secondo tempo, con grandi interventi. Almeno il terzo della sua partita da quando è subentrato. Ancora Giannola. Colpo di testa, era tutto solo. Il colpitore di testa che firma il 4-0. Stavolta non è riuscito a tirarla fuori dalla porta. Branca. Colpo di testa di Puleo, che permette ai suoi di chiudere sul 4-0. Noi aggiorniamo il tabellino, ma ormai la partita è finita. E arriva adesso il triplice fischio che dichiara ufficiale il 4-0 rifilato dalla Don Carlo Misilmeri al New Eagles. Debutto horror in questo triangolare per i messinesi, invece riscatto dopo il KO di Sciacca per la formazione di Mister Rizzo, che adesso deve sperare in quello che succederà nel prossimo match tra New Eagles e Unitas Sciacca. Noi vi ringraziamo per aver seguito il match e vi diamo appuntamento come sempre alla prossima.